Allora, mi presento un attimo, mi chiamo Cinzia Bonotto, insegno presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova. Sono nata logico-matematico puro e invece da alcuni anni mi occupo proprio delle problematiche relative all'insegnamento della matematica a livello pre-universitario. I primi insegnanti con cui ho collaborato erano della scuola primaria e mi avevano chiesto come tema di ricerca di occuparci proprio delle frazioni perché trovavano un argomento difficile da trattare. Abbiamo fatto un percorso di sperimentazione sull'insegnamento delle frazioni. Finito il progetto abbiamo voluto vedere anche a livello di scuola media cosa rimaneva di quello che era stato sperimentato e quindi abbiamo fatto delle indagini tra gli alunni che hanno evidenziato, sia per quanto riguarda la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, delle carenze e delle difficoltà nell'ordinare sequenze di numeri decimali, obiettivo presente nelle indicazioni del 2002 al termine della terza classe di scuola primaria, nella padronanza del significato della rappresentazione decimale, nel rapporto tra rappresentazione frazionaria e decimale e più in generale nella relazione tra convenzioni di scrittura e significati. Un esempio chiarisce di quello che sto parlando. Per quanto riguarda l'ordinamento abbiamo dato come consegna di ordinare i seguenti numeri dal minore al maggiore. 0,15, 1, 0,1, 1,5, 0,5 1,05. E questo item fa parte di un questionario più complesso che aveva riguardato anche le frazioni. Io fisserò l'attenzione su questo, sulle difficoltà che si incontrano nell'ordinare i numeri decimali, ma avrei tanti altri risultati da dirvi anche per le altre materie. Per vedere appunto l'andamento, non solo della scuola primaria rispetto a questo ordinamento, ma anche in prima media, seconda media e terza media, abbiamo riscontrato che tra tutti gli item proposti proprio questo aveva incontrato le maggiori difficoltà. Anche mettere minore e maggiore o uguale all'interno confrontare due frazioni, due numeri scritti sotto forma di frazione. Ecco qua i dati. Allora, nelle colonne vedete quinta elementare, prima media, seconda media e terza media e le risposte corrette vedete che sono inferiori a quelle sbagliate anche alla fine della scuola della terza media, della secondaria adesso si chiama primo grado. E questo insomma ci ha un po' sbalorditi perché pensavamo che fosse un item che doveva presentare così tante difficoltà. Tra le altre cose, questo stesso item poi ha girato un po' il resto dell'Italia. Faccio presente che siccome c'è una dispersione negli studenti nel passaggio dalla primaria alle medie, i dati che mi riferiscono per le medie sono dovuti a tante classi, perché alla fine uno può scegliere una scuola media invece che gli altri, cioè abbiamo dell'ordine dei 200-300 studenti esaminati, non una singola classe da 20. E ripeto, questo stesso item è girato un po' per l'Italia, è stato dato addirittura agli insegnanti del sostegno a Napoli e un collega del Politecnico di Torino, quando mi ha trovato, mi ha detto guarda che sull'ordinamento cadono anche le matricole nei test d'ingresso al Politecnico di Torino. Naturalmente lui ha detto quando do la tua sequenza di numeri decimali, in realtà è una sequenza arricchita anche da altri numeri scritti sotto altra forma, quindi ci sono gli irrazionali, le frazioni eccetera, però sull'ordinamento si incontrano particolari difficoltà. D'altra parte l'argomento numeri decimali è uno di quelli in cui vi è un conflitto tra concetti appresi precedentemente e concetti acquisiti successivamente, cioè delle procedure, mi sto riferendo, che funzionano per i numeri naturali e che condizionano anche l'apprendimento dei decimali, così che idee ormai familiari possono interferire con l'apprendimento di altre nuove. Da un punto di vista cognitivo, quasi tutti i tipi di insegnamento sono incompleti, nel senso che non è possibile in ogni singola dimostrazione o spiegazione coprire tutti i casi speciali e tutte le possibili implicazioni di principi e regole che possono presentarsi. L'istruzione, come tutte le umane forme di comunicazione, procede sotto l'implicita assunzione che lo studente userà il materiale a lui presentato per fare inferenze e interpretazioni che completano e danno un senso a ciò che l'insegnante o il testo dice. Nel fare questo tipo di inferenze
e interpretazioni, gli allievi fanno molto probabilmente errori almeno temporanei, che secondo la Resnick, che è una psicopedagogista americana, sono ineliminabili. Però possono rivelarsi strumenti diagnostici, perché il cammino che porta a estendere il sistema numerico dei numeri naturali sembra sottolineato proprio da alcune regole scorrette, che non possono essere completamente evitate dall'istruzione, ma possono essere interpretate come utili strumenti diagnostici in quanto sanciscono fasi intermedie, tappe di transizione lungo questo percorso. Vi è una regola 1 che porta ad affermare di fronte al problema di confrontare numeri decimali con la stessa parte intera che il numero che ha un numero maggiore di cifre decimali è sempre maggiore, o più brevemente che il numero più lungo è maggiore. La applica chi scrive che 0,15 è maggiore di 0,5. Cosa sta facendo questo? Applica un algoritmo che funziona per i numeri naturali, perché nei numeri naturali vedo che il numero più lungo è maggiore dell'altro, ma non funziona per i decimali. Ma a fianco di questa regola, e l'abbiamo messa in evidenza proprio perché abbiamo chiesto soprattutto ai bambini della primaria di verbalizzare, cioè di scrivere il perché mettevano in ordine in quel modo, e i bambini hanno proprio risposto così: perché quel numero è più lungo, perché dopo la virgola c'è 15, dall'altra parte c'è 5 e 15 è maggiore di 5. E la verbalizzazione, l'abituare i ragazzi a scrivere e parlare di matematica è un'attività che è più frequente nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado. Allora anticipo quella che dopo anni che mi occupo di problematiche inerenti insieme alla matematica, penso sia il problema della scuola secondaria di primo grado. Cioè è una fase particolare in cui non si può formalizzare e presentare gli argomenti come avviene nella scuola secondaria di secondo grado, d'altra parte non si può fare tutto a livello manipolativo o concreto come la primaria. Bisogna cercare una via intermedia, e questa è una via praticamente difficile, cioè recuperare le attività che sono proprie della primaria e partire da quello per costruire, mentre c'è un gap tra quello che avviene nella primaria e quello che avviene nella scuola secondaria di primo grado. Naturalmente a fianco di questa regola 1 c'è la regola 2 in qualche modo opposta alla precedente, che è quello che porta invece ad affermare che il numero che ha un numero minore di cifre decimali è sempre maggiore, o più brevemente che i numeri più corti sono maggiori. L'applica chi scrive che 0,1 è maggiore di 0,15. Perché che cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo dato quell'item siamo andati a vedere tutte le tipologie di errore, no? Nel mettere in ordine quei 5, quindi c'era chi optava per uno o per l'altro, sequenza, con tutte le varie possibilità. Allora perché queste regole possono diventare strumenti diagnostici utili? Tra le altre cose abbiamo fatto anche un confronto con quello che succede all'estero, e l'incidenza della regola numero 2 rispetto alla regola 1 dipende anche se in quella nazione per consuetudine vengono prima presentate le frazioni o prima i numeri decimali, le scritture decimali nella scuola primaria. Però non sto adesso a raccontarvi tutta la storia, comunque sono stati scritti degli articoli su questo argomento. Lo studente che usa la regola 1 è indubbiamente ancora ancorato al dominio dei numeri naturali e vede il numero decimale come giusta posizione dei due numeri naturali separati dalla virgola. Tratta quindi la parte decimale come fosse un numero intero e applica un algoritmo appunto che funziona per i numeri interi. Il numero più lungo è maggiore. In chi usa questa regola non sembra esserci nessuna consapevolezza che la parte decimale di un numero decimale rappresenta la parte frazionaria di un intero, cosicché nessuna conoscenza sulle frazioni viene evocata. Non è assolutamente chiaro il significato della rappresentazione decimale e del ruolo delle cifre presenti e della loro posizione. Invece chi applica la regola 2 fa riferimento al dominio delle conoscenze sui numeri frazionari con un ragionamento del tipo: il numero più corto ha decimi, quello più lungo ha decimi e centesimi, i decimi sono maggiori dei centesimi, quindi chi presenta i centesimi è sempre più piccolo. Questa è la regola che applica. È consapevole quindi che la parte decimale di un numero decimale rappresenta la parte frazionaria di un intero e quindi richiama le proprie conoscenze sulle frazioni. Più sono le parti in cui l'intero è diviso, più piccole esse sono. Sa che il numero delle cifre della parte decimale determina la grandezza delle parti, ma non riesce a coordinare informazioni sulla grandezza delle parti con informazioni sul loro numero. Ha perciò qualche difficoltà a comprendere se le cifre presenti esplicitamente nella parte decimale corrispondono al numeratore o al denominatore di un'ordinaria frazione. Cosa abbiamo fatto allora?
Evidenziate queste difficoltà, abbiamo fatto un'indagine con i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per vedere se c'era una correlazione tra queste difficoltà evidenziate nei questionari e come loro presentano. Ripeto, io adesso non entrerò nei dettagli dei risultati di queste indagini perché sono stati pubblicati, ma insomma sono a disposizione. E abbiamo evidenziato alcuni fatti, che non si sottolinea sufficientemente l'aspetto additivo sottostante alla scrittura decimale, cioè il ruolo della virgola. Non si sottolinea il fatto della scrittura polinomiale, con potenze di 10, perché quella virgola sta per una più, per un'addizione, no? E qui naturalmente c'è anche un imprinting dovuto all'abaco, ma su cui non torno. Non trattano ovviamente problematiche riguardanti l'ordinamento, perché anche per ordinare le frazioni, io qua non vi porto i risultati, anche a livello di studenti iscritti a matematica, se devono confrontare due frazioni, passano alla scrittura decimale e confronto i decimali. Ma come? Si deve confrontare le frazioni, puoi avere benissimo, no? Se hai il concetto di frazione equivalente, è chiaro che passi alle frazioni equivalenti, confronti i numeratori, quindi stai tutto sul naturale, è molto più semplice che dover operare due divisioni e poi l'algoritmo per i decimali. Eppure fanno così. Sembra che nessuno abbia mai presentato perché, non so, 2/3 è minore o maggiore di 3/4 o un altro. Investano poco tempo e poca energia nella costruzione di significati e concentrano la loro attenzione sulle regole formali di scrittura e su aspetti convenzionali, senza motivare la loro introduzione. Io continuo a chiedere anche agli studenti della primaria, quelli con cui ho a che fare, a che cosa serve la classificazione tra frazioni apparenti, proprie e improprie. E nessuno sa spiegarmi il perché. Eppure, esercizi di scuola secondaria, riconosci quali sono le frazioni proprie, improprie ed apparenti. Ecco, interessa questa convenzione, che è una convenzione, ma normalmente la frazione è un numero, nessuno si pone un problema se un numero è maggiore, uguale o minore di 1, no? Perché deve avere un nome diverso a seconda. Naturalmente non c'è la consapevolezza di che cos'è un numero razionale. Allora, questi, diciamo, studi, che hanno portato via, insomma, qua un bel po' di tempo, hanno infatti in me insomma, crescere la consapevolezza che una problematica che si incontra quando si fanno questi item è che la matematica viene presentata spesso come una sequenza di nozioni, procedure e algoritmi, spesso slegati tra di loro senza alcun nesso, senso o motivazione, e manca poi appunto un vero raccordo tra gli ordini scolastici, per cui spesso non si sfrutta adeguatamente quanto appreso o come è stato appreso, anche perché sovente lo si ignora negli ordini scolastici precedenti. A qualunque livello, anche all'università si dice vengono che non sanno niente della scuola secondaria superiore, cioè si tende a scaricare sull'ordine inferiore senza invece sapere, rendersi conto di cosa sanno e come lo sanno, no? Adeguarsi un po' alla cosa. Tanto per fare degli esempi, perché questi discorsi generali, no, vanno concretizzati, quando dico che spesso gli argomenti sono slegati è che spesso si insegnano le strutture numeriche come capitolo sui naturali, proprietà, operazioni, capitolo sulle scritture decimali, capitolo sui razionali e poi eventualmente sulle irrazionali. Ma un collegamento di vedere come le strutture numeriche siano estensioni una nell'altra e quindi quando si lavora nell'ambito più grande si può recuperare quello di prima. Naturalmente non tutto viene conservato, perché per esempio una difficoltà che c'è con i decimali è che dividere non vuol più dire sempre diminuire e moltiplicare non vuol più dire sempre aumentare, no? Un algoritmo che funziona per i numeri naturali non funziona, quindi richiede l'argomento anche delle risistematizzazioni. Però far vedere le strutture numeriche una inscatolata l'una nell'altro, per esempio per quanto riguarda le proprietà delle operazioni che vengono estese, eccetera. Questo passaggio io mi rendo conto che spesso non avviene e che quindi si può lavorare nell'ambito più grosso recuperando poi magari le varie modalità di scrittura diverse che ci sono nel loro. Un'altra causa è stata identificata anche a livello internazionale, anche dai nostri studi, che c'è una separazione tra le pratiche di insegnamento e di apprendimento della matematica scolastica e la ricchezza di esperienze che gli alunni maturano al di fuori della scuola. Quindi, da una parte bisognerebbe cercare di
presentare la disciplina non in comporti stagni. Per esempio, oltre al discorso delle strutture numeriche che vanno integrate, eccetera, spesso nei sussidiari della scuola primaria addirittura si fanno operazioni con le addizioni o esercizi con l'addizione, esercizi con la sottrazione, eccetera, cioè tutto a comparti stagni, no? Capitolo questo, poi faccio una specie di tabula rasa e riparto con tutto l'argomento. E non c'è mai un ritorno sensato a spirale su quello che è fatto, no? E a un livello superiore. Quindi questa è una problematica e l'altra è questo. Questa mancanza di collegamento con la ricchezza di esperienze che non immaturano di fuori della scuola. Questa separazione si nota più si va avanti con la scolarizzazione. Quindi è meno netta forse nella scuola primaria, più netta nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Mentre il potere cognitivo, le capacità di imparare, le attitudini all'apprendimento vengono incrementate mantenendo l'ambiente dell'apprendimento legato al contesto culturale. È ben documentato il fatto di bambini e adulti che riescono matematicamente bene nel loro ambiente non scolastico a contare, misurare, risolvere problemi e giungere a delle conclusioni usando arti e tecniche volte a spiegare e comprendere e far fronte al loro ambito che hanno imparato nel loro ambiente culturale. Questo lo dice D'Ambrosio, che appunto è uno dei maggiori esponenti di quella che si chiama etnomatematica. Per questo ho messo in evidenza Ethnomathematics. A cosa fa riferimento Ubiratan D'Ambrosio? Ha dei lavori fatti in Brasile sui bambini non scolarizzati che vendono caramelle e dolciumi per strada. Riescono molto meglio di quelli scolarizzati a calcolare gli sconti, le percentuali, eccetera. Quindi sembra quasi che insomma, la scuola non funzioni così bene come quando uno invece è in un ambiente non scolastico, ma in cui tutto ha un senso. La ricerca sulla matematica non scolastica, questa è una citazione dal documento dei saggi, della Commissione dei Saggi del 97, che fa riferimento alla stessi studi. No? La ricerca sulla matematica non scolastica indica la necessità di insegnare agli studenti a usare di idee e tecniche di tipo matematico nella soluzione di problemi diversi. Sembra essenziale a questo riguardo che i bambini e i ragazzi non perdano il piacere di matematizzare. Pur riconoscendo la specificità di entrambi i contesti, che alcune differenze sono intrinseche e quindi non eliminabili, cioè il contesto scolastico e il contesto extrascolastico sono diversi, per esempio è molto legato appunto al contesto extrascolastico, al problema concreto, non esiste la generalizzazione, la possibilità di estendere ad altri casi, no? Si lavora molto sul particolare. Però noi crediamo che si possano e debbano ricreare, almeno parzialmente, quelle condizioni che rendono l'apprendimento extrascolastico spesso più efficace. Molti studi mostrano infatti come ad esempio gli algoritmi aritmetici tradizionalmente insegnati a scuola per fornire agli studenti potenti procedure generali non sempre aiutano quest'ultimi nei contesti extrascolastici, che le strategie sviluppate nella pratica appaiono più efficienti degli algoritmi scolastici. Tanto per fare un esempio, spesso fuori dalla scuola si continuano a usare le dita delle mani per contare, eppure sono stati insegnati grandi algoritmi. Oppure non vi ho portato i risultati che riguardano le frazioni di quell'indagine di cui vi ho parlato, ma se dei ragazzi della scuola media devono dire perché una certa frazione è minore di un'altra, ricorrono al modello della torta. Ora, il modello della torta, per gli americani è la pizza, è una cosa normalmente che si fa appunto a livello della scuola proprio di introduzione alla scuola di frazione. Sembra strano che un ragazzo di 14 anni per giustificare che una cosa è minore di un'altra debba ricorrere. Allora forse gli è stata insegnata una procedura, no? Generale di confronto delle frazioni e confronto dei decimali, però è rimasta lì, non si è sedimentata, non si è, come dire, radicata sulle sue conoscenze, quindi quando serve poi se ne dimentica e torna al passato. Certamente io citerò spesso Freud. Freud è un matematico professionista olandese morto qualche anno fa, le cui riflessioni derivano dal fatto non che si è occupato di didattica matematica, anzi aveva un rapporto un po' problematico con i professionisti della didattica matematica. Lui era proprio un geometra differenziale puro, però aveva esperienza di ripetizioni che dava o a figli di parenti o a figli di amici, e quindi vedeva come venivano insegnati a scuola certi argomenti.
Allora dice, certamente alcuni soggetti particolarmente dotati per gli algoritmi imparano ad applicare adeguatamente gli algoritmi che sono loro imposti. Gli altri, forse la maggioranza, non riescono ad identificare i nuovi algoritmi con quelli che essi hanno costruito con operazioni di abbreviazione e di ricerca in linea retta. Non riescono perché nel passato è stato loro chiesto di imparare delle cose che eccedevano le loro capacità mentali. Anche se imparano gli algoritmi senza alcuna lacuna, tuttavia non sono capaci di applicarli nelle situazioni concrete della vita quotidiana. I ricercatori hanno messo in rilievo queste ricadute e si sono meravigliati, ma raramente se sono diagnosticate come conseguenze dell'insegnamento, perché non si era presa in considerazione alcuna ipotesi di insegnamento alternativo mentre si insegnava un nuovo algoritmo. Nel nostro approccio i due contesti, matematica scolastica ed extrascolastica, ripeto, pur con le loro differenze, sia per quanto riguarda le pratiche e i processi di apprendimento, non sono visti come disgiunti dipendentemente. In accordo con una scuola di pensiero olandese, tra l'altro a Utrecht c'è proprio l'istituto dedicato a Freudenthal, noi riteniamo che la progressiva matematizzazione deve condurre ad algoritmi, concetti e notazioni radicati in un percorso di apprendimento che inizia con la conoscenza esperienziale ed informale che gli studenti hanno della realtà. Il rapporto tra matematica scolastica e esperienze extrascolastiche usualmente viene delegato ai classici problemi a parole che si usano più nella primaria ma vengono usati anche nella scuola secondaria di primo grado. Allora, molti studi internazionali e anche i nostri hanno invece documentato che questi problemi a parole, così come vengono presentati, contribuiscono ad alimentare l'idea di una separazione tra la matematica scolastica e quella extrascolastica, favoriscono una sospensione dell'attribuzione di significato, dice Schoenfield, e generano un'esclusione di considerazioni di tipo realistico. Gli studenti tendono ad ignorare aspetti rilevanti e plausibili della loro realtà familiare, escludere le loro conoscenze extrascolastiche e non sviluppano negli alunni la capacità di problem solving, di riconoscere ad esempio quando e come usare le conoscenze disciplinari per affrontare e risolvere problemi in situazioni pratiche. Anche qua un esempio. Cosa vuol dire genera un'esclusione di considerazioni di tipo realistico? Faccio degli esempi in letteratura notissimi. Classico esempio, io devo portare in gita, non è proprio questo l'esempio, nel senso che io lo sto un po' cambiando, 320 studenti. Gli autobus contengono 50 studenti. Quanti autobus servono? Allora la maggioranza dice 6,4 autobus. L'esempio originale era con i carri dei militari, insomma, gli autobus per i militari, quindi abbiamo insomma, variato con una cosa meno legata alla guerra, no? Il problema è che gli insegnanti segnano errore se il bambino non risponde 6,4 autobus. E se risponde 7, oppure, come è successo, possono essere 6 autobus, poi per quelli che rimangono possiamo trovarne uno più piccolo, ecco un problem solving reale, no? Abbiamo un certo budget, dobbiamo spendere, quanti autobus servono? Non può dire, li prendo tutti della stessa dimensione 50, oppure so che alcuni saranno semivuoti, ma allora mi conviene uno. Questo è un problema realistico. Però invece la natura stereotipata dei problemi porta a dire che la soluzione deve essere esatta e quindi non viene interpretato il dato trovato, ma né da parte dello studente né da parte dell'insegnante, perché noi abbiamo fatto delle esperienze, cioè tutte queste affermazioni sono suffragate da studi che abbiamo fatto anche in Italia e che hanno confermato insegnanti in formazione, cioè studenti, insegnanti in servizio, segnano errore un tipo di risposta che non sia 6,4 autobus. Un'altra cosa che semplifica, che rende insomma l'esempio che rende, è un altro problema famoso che è quello dell'età del capitano, penso che tutti conosciate. A un capitano vengono regalate 26 pecore, adesso non mi ricordo i numeri esatti, e 16 capre. Qual è l'età del capitano? Gran parte dei bambini sommano, perché ci sono due dati nel problema, devo dare una risposta e viene in mente l'addizione. È un chiaro problema senza senso e bisognerebbe rispondere in maniera adeguata. Beh, a noi è capitato, per questo dico che più si va avanti nella scolarizzazione, forse la situazione da questo punto di vista peggiora e non migliora. Abbiamo dato a dei bambini da scuola primaria questo problema e un bambino ha detto, ma secondo me al capitano ad ogni compleanno regalavano un animale. E quindi l'età è la somma
dei due, però siccome a 0 anni non possono avergli regalato, lui ha fatto tutto il ragionamento togliendo anche uno. È la risposta di dare un senso a qualcosa che non ha senso, quindi è stato un arricchimento. Più vai avanti con la scolarizzazione, più la risposta deve essere unica e non viene neanche cercato un contesto, diciamo, adeguato. Un altro esempio ancora è quello che se hai un recipiente con acqua a 40 gradi, 1 litro d'acqua, e poi ne hai un altro recipiente con 1 litro d'acqua a 20 gradi, metti assieme l'acqua, che temperatura avrà? E anche qua c'è una caduta di risposta perché dicono la somma delle temperature. Anche qui c'è un imprinting del cui unisci, addizione, ci sono i due dati e quindi sommi, cioè si danno risposte senza senso. Non viene contestualizzato, non è una vera attività di problem solving. La causa è dovuta principalmente al carattere stereotipato dei problemi presenti nei libri di testo più frequentemente adottati, al modo e al contesto in cui essi vengono presentati, dovuto alla cultura scolastica corrente sulla sezione di problemi matematici, perché se io ho i sussidiari, i libri di testo che mi dicono problemi sull'addizione, è chiaro che io sono abituata a dare problemi sull'addizione con 2 o 3 dati e quindi ho già detto qual è l'addizione. Allora questo è un esercizio che ho fatto. Ha un senso come esercizio, ma non ha un senso come approccio alla matematizzazione del reale. Quindi dipende dall'obiettivo. E dall'atteggiamento dei insegnanti nei confronti della matematica. L'ultimo articolo, che è quello che ho fatto io con una laureanda, è proprio quello che vi ho detto, cioè questi esempi li abbiamo dati in Italia agli insegnanti in formazione, insegnanti in servizio, bambini della scuola primaria, e più o meno i dati confermano quello che succede nel resto d'Italia davanti a questo tipo di problemi, tra virgolette, stati. Il contesto, dice sempre Freud, anche quello lui lo chiama il problema del macellaio come esempio, è il libro di testo piuttosto che la realtà, ovvero in altri termini dà un'immagine pseudo-isomorfa del mondo. Nel contesto del libro di testo ogni problema ha una sola soluzione, non vi è posto per la realtà con i suoi problemi insolubili oppure che ammettono più soluzioni. Si suppone che lo scolaro scopra i pseudo-isomorfismi considerati dall'autore del libro di testo e risolve i problemi che si presentano come se fossero collegati con la realtà per mezzo di questi pseudo-isomorfismi. Non vale forse la pena di indagare se e come questa didattica alleva gli atteggiamenti contrari alla matematica e come mai le reazioni dei ragazzi contro questa deformazione mentale sono così varie? Allora, questa citazione che faccio di Freud è tra l'altro di un libro, l'ultimo che lui ha scritto prima di morire, perché ha fatto un tour in Cina di una serie di conferenze e ha raccolto queste conferenze. Non ha avuto tempo di elaborare come un libro, però i suoi allievi, tra cui uno che ho nominato prima, Gravemeyer, lo hanno sistematizzato lo stesso, anche se appunto lui non ha potuto rivederlo, ed è pubblicato la traduzione in italiano si chiama Ripensando l'educazione in matematica, ultime lezioni tenute in Cina, dall'editrice La Brescia. E lì ci sono esempi che variano per tutti gli ordini scolastici. Esempi che lui fa per la scuola primaria, per la scuola media, per la scuola secondaria e secondo grado. Tutto questo fa emergere una differenza sulla funzione di problemi a parole nell'educazione matematica. I ricercatori in didattica della matematica e gli estensori di molti nuovi curricula, tra cui quello italiano, collegano i problemi a parole alle attività di problem solving, matematizzazione della realtà, modellizzazione matematica. Gli insegnanti generalmente riconoscono ai problemi a parole un altro ruolo, cioè quello di essere sostanzialmente esercizi camuffati, come vi ho anticipato. Questo ruolo ha pure una giustificazione, non è che io dica non bisogna più fare esercizi, non bisogna più fare, anzi, ed una ragionevole collocazione all'interno dell'insegnamento della matematica, ma non hanno lo scopo di favorire un processo di matematizzazione e di modellizzazione del reale. Se si vuole raccogliere l'invito presente in molti documenti nazionali, questo è del documento dell'Unione Matematica Italiana del 2001, l'insegnamento della matematica deve avviare gradualmente a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo. Il termine ricco è di Freudenthal e spesso i documenti usano termini che sono stati usati precedentemente da alcuni autori, tra virgolette, che hanno anticipato un po' i tempi, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico come strumenti per l'interpretazione del reale, non unicamente come bagaglio di nozioni. Ed ancora, questa frase si trova sia nelle indicazioni per il curriculum del 2007 che nelle indicazioni nazionali del 2012. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi,
che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo, quali possono essere appunto i problemi standardizzati, o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione, una regola. Quali sono, secondo me, anticipo, no, quello che dirò magari dopo la pausa, le questioni autentiche e significative? Un problema che si può dare ai ragazzi, perché li tocca, è io devo decidere il gestore del mio cellulare o del mio smartphone, quello che è. Cosa mi conviene? Questo è un problema reale. Ma per risolvere questo, che cosa ho bisogno? Che uno mi formi la parola un problema e che io faccia una rassegna nei vari negozi, mi prenda i dépliant e mi studi. Ma cos'è il dépliant? È ricco di informazioni, non mi dà solo i 2 dati con l'operazione che devo fare. Allora io devo cominciare a estrapolare i dati significativi, quelli mi servono, e cominciare a buttare giù una sequenza di operazioni che poi mi porteranno con dei vincoli che sono il mio budget, eccetera. Questo è un problema significativo. Naturalmente il problema dipende dall'ordine scolastico, ma la tipologia, da poter fare a livello appunto laboratoriale, visto che si sta parlando di laboratorio come parola chiave di questo progetto, potrebbe essere questo. Poi magari do delle definizioni di, magari in letteratura questo dépliant cosa rientra, ma non è così importante poi le definizioni eccetera, l'importante è un esempio di attività significativa. Oppure, e sono tutte esperienze che abbiamo fatto, tra l'altro una tutor di Verona l'ha fatto anche per un progetto europeo, era per esempio io devo andare a Bratislava perché uno dei incontri del progetto europeo si svolgeva a Bratislava. Cosa mi conviene, con quale mezzo mi conviene andare all'aeroporto, poi prendere l'aereo, eccetera. C'era un budget e c'era da pianificare il costo di un viaggio. Questo è un problema reale in cui confronti le compagnie aeree, confronti la distanza, i tempi, perché poi dipende dai vincoli, perché se io devo impiegare poco tempo perché ho questa cosa è chiaro che questo è un problema significativo. Naturalmente lì è compito dell'insegnante trovare l'esempio significativo. Di nuovo, siccome gli esempi sono sempre più utili in tanti discorsi generali, io sono partita dal discorso dei decimali. Allora, in uno studio fatto con una laureanda ormai alcuni anni fa, si è scoperto che chissà perché la scrittura decimale, o meglio, insomma, con i decimi, i centesimi, è in una stessa esperienza data in provincia di Padova o ad Asiago, aveva dato risultati diversi a parità di età scolare. E secondo voi qual è il motivo? Asiago, sapete, è una località di montagna. Ma quella è un'esperienza più o meno comune a tutti. La loro esperienza era legata allo sci, ai risultati, a vedere che uno era arrivato prima con i decimi e centesimi, eccetera. Questo vuol dire che, poi userò un termine che adesso è di moda, ma decenni fa non è. L'artefatto va calibrato sulla realtà scolastica, cioè più è significativa l'esperienza, per esempio la classifica di una gara di sci, tanto meglio, cioè l'artefatto non deve essere imposto a priori, dare una sequenza, è l'insegnante in base alla classe che ha davanti che può determinare cosa è meglio. Un'altra esperienza è stata fatta con degli scontrini menù pizzerie e ristoranti ad Esenzano del Garda, che è una località turistica, e lì gli stessi bambini anche extracomunitari in difficoltà linguistiche, perché il problema a parole aumenta le difficoltà perché c'è il problema del linguaggio da interpretare, mentre invece un artefatto è meno scritto, diciamo, a parole e più magari hai dei numeri o delle rappresentazioni. Ecco, e lì si è trovato che tutti o lavoravano alle pizzerie genitori, pizzerie ristoranti o erano titolari, quindi per loro era un'esperienza comune anche i bambini o cinesi, insomma, o di altre realtà. Quindi qui è un'esperienza abbastanza comune a tutti, comunque lì proprio lo hanno detto, perché io ho in gelateria, io ho questo, io ho l'altro. E questo, tra l'altro, rientra anche nei documenti della Comunità Europea riguardanti la competenza matematica. La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi nelle situazioni quotidiane. Quindi, se noi vogliamo questo, a fianco di quegli esercizi, che non è da buttare, perché non si deve buttare via, no? Il bambino con l'acqua sporca,
si deve recuperare, affiancare più metodologia, bisogna fare però dei cambiamenti se l'obiettivo è quella di risolvere problemi autentici, di matematizzare, eccetera. Io, è una mia definizione, lo chiamo un cambiamento interno, cioè c'è chi resta e poi tra l'altro questi due cambiamenti possono essere affiancati, non è che uno sostituisce l'altro. È quella di modificare i problemi proposti a scuola, come ad esempio il progetto della Realistic Mathematics Education, sviluppato proprio dal Freud Institute, o il gruppo di ricerca di Verschaffel. Loro presentano varie tipologie di problemi con più soluzioni possibili o problemi risolvibili, eccetera. Sta cambiando un po' la realtà perché alcuni dati sui problemi a parole sono di 20 anni fa, adesso nei libri di testo si comincia un pochettino, si vede che queste ricerche filtrano. A fianco di questo, cioè proviamo a presentare questi problemi, non abituandoli sempre, no? A una certa tipologia, c'è quello che io cambio esterno e sostituire i classici problemi a parole con un altro tipo di attività che usano quei contesti ricchi aperti alla materializzazione. Cosa si intende per contesto ricco? Quel dominio della realtà che può essere matematizzato. Il termine ricco vuol dire le molte opportunità di strutturazione che la situazione può offrire. Queste attività si possono realizzare utilizzando opportuni artefatti, che poi li chiamiamo artefatti o li chiamiamo strumenti, non importa. Ho fatto gli esempi, scomprini, etichetti, dépliant, articoli di giornale, eccetera. L'idea non è solo quella di motivare gli studenti attraverso contesti presi dalla vita di ogni giorno, ma di attingere i contesti che fanno parte delle esperienze reali degli studenti e che possono essere usate come punti di partenza per una matematizzazione progressiva, al fine di favorire anche una disposizione verso una modellizzazione matematica di tipo realistico e l'attivazione dei processi di problem posing. Se pensate che adesso sia giusto fare una pausa, mi fermerei, poi riprenderei col concetto di modellizzazione matematica e attività di problem posing. L'unica cosa, sì, che vi vorrei dire è che cosa si intende per un artefatto. Ormai quasi tutti abbiamo vicino a noi, compresi gli studenti, una bottiglietta di acqua. Andiamo a leggere l'etichetta. Allora, se voi vedete l'etichetta, qua c'è scritto 50 centilitri, ma tutti sanno che è una bottiglietta da mezzo litro. Ecco un'equivalenza da poter fare subito. Se poi uno guarda i componenti, vede che ci sono i milligrammi, i vari componenti, oppure le percentuali, eccetera, e quindi in un artefatto non può trovare la matematica tanto quanto è in grado di riconoscerla. E può fare anche delle attività interdisciplinari, perché è chiaro che se insegna matematica e scienze può fare un rapporto, per esempio, con la scrittura dei vari elementi sotto forma di simboli usati chimici, le percentuali, 3,5 mg al litro cosa vuol dire, eccetera. Quindi si presta un'attività interdisciplinare. Come abbiamo fatto un caso, c'era la guida TV e il problema era stato dato: tu puoi stare davanti alla TV un'ora e mezza al giorno, cosa puoi vedere? Allora le durate temporali, sceglievano i cartoni animati, eccetera, ma naturalmente in quella guida TV non c'era solo matematica, perché per esempio c'era il giudizio del critico o c'era il bollino rosso, quindi tu vedi anche dei codici che si possono usare con un insegnante di italiano oppure di altre materie per fare. Quindi voglio dire concretamente qual è il pregio e difetto su cui tornerai. Intanto il discorso anche del fare, no? Delle mani, di toccare qualcosa di concreto, e qui si può fare. E il fatto che questo poi lo ritrovano fuori dalla realtà. Cioè, mentre il materiale strutturato, per esempio della scuola primaria, eccetera, è relegato nelle aule scolastiche, uno può abituare i ragazzi, gli studenti in generale, e chiedendo a loro come primo step, prima fase, recuperami quello in cui trovi le scritture decimali, recuperami questo, eccetera. Quindi è una prima fase di ricerca personale al di fuori delle aree scolastiche, per poi partire da quello che fa parte della realtà. Per esempio noi, quel discorso sulla guida TV che ho nominato, abbiamo visto che nella realtà delle scuole, magari non il quotidiano, ma il settimanale c'era ovunque, nelle scuole, con appunto riportati gli orari settimanali, insomma, le varie tipologie di... Ecco. Se volete, sono le 3:35, quindi direi di lasciare un quarto d'ora o 20 minuti di pausa e poi riprendiamo. Andiamo alle... sì.
Riprendiamo alle 4 meno 10, diamo l'orario Mm. giusto? 4 meno 10 allora, Sì. 15.50.